Quella appena conclusa si è confermata come una stagione riproduttiva di particolare successo per la tartaruga marina sull'isola di Lampedusa, dove ha deposto 6 nidi di cui sono nati ben 500 piccoli. I nidi sono stati monitorati giorno e notte dal personale della riserva naturale Isola di Lampedusa, gestita da Legambiente Sicilia nell'ambito del progetto triennale 2021-2023 di monitoraggio e tutela delle nidificazioni di caretta caretta, approvato dal Ministero della Transizione Ecologica e dall'ISPRA. Inoltre sono stati rilevati i previsti parametri biometrici e tutti i neonati sono stati controllati dal personale della riserva naturale fino al loro arrivo in mare, e molti turisti hanno avuto l'occasione di assistere con le dovute cautele a questo straordinario evento della natura. Di particolare rilievo è il successo riproduttivo sulla spiaggia dei Conigli, dove su 434 uova sono nate ben 400 piccole tartarughine, con un tasso di emersione di oltre il 90%. Il direttore della riserva naturale, Angelo Di Marca, ha espresso una particolare gratitudine e ringraziamento alla Guardia Costiera, al comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, di Vascello, tenente Gaetano Roseo, per la collaborazione realizzata in ogni fase di monitoraggio. Queste attività di protezione delle spiagge e controllo e sensibilizzazione dei turisti sono possibili grazie anche al coinvolgimento dei giovani volontari che partecipano a Lampedusa al campo organizzato da Legambiente, che ogni anno realizza in tutta Italia il programma di volontariato Tartar Watchers, finalizzato proprio a identificare i nidi e proteggerli fino al momento della schiusa.